Il rischio di rigetto nel keratocono è molto molto basso perché noi dividiamo le cornee a basso rischio di rigetto e ad alto rischio di rigetto. La cornea, quindi vi ho già detto, questo strato trasparente è un sito immunologico privilegiato perché è senza vasi e quindi essendo senza vasi il rischio di rigetto è molto più basso. Cornee invece che noi le chiamiamo vascolarizzate, quindi che hanno tanti vasi, hanno delle opacità, ad esempio noi facciamo trapianti per altre patologie oltre il keratocono, queste cornee dopo ad esempio un'infezione sono più ad alto rischio perché ci sono neovasi e quindi questi portano le cellule che possono portare al rigetto. Quindi il keratocono ha una percentuale molto bassa di rigetto. Bisogna tener conto che se viene fatto un trapianto lamellare profondo il rischio di rigetto endoteliale è nullo e quindi c'è un altro tipo di rigetto che è molto più semplice curare e comunque un rigetto in un keratocono, a meno che il paziente non abbia una patologia sistemica per cui è più facile che abbia rigetto, ma che sia una persona come normalmente è in un keratocono sana, se avesse, perché è possibile anche se raro, se avesse un rigetto lo si cura con una terapia cortisonica topica, quindi con dei colliri. E quindi quello che diciamo sempre è molto importante che il chirurgo, chi fa il trapianto, segua il paziente quasi per tutta la vita, per quello che abbiamo tanti pazienti in ambulatorio, o perlomeno finché la sutura, il filo del trapianto non sia ancora in sede. Tante volte i pazienti chiedono quando è che mi toglie la sutura, vi facciamo vedere dei trapianti con le suture e queste sono le suture a stella, diciamo, che vengono effettuate nel trapianto di cornea, e in un trapianto lamellare la sutura viene tolta dopo 1 anno e mezzo, ma non ci sono regole. In un trapianto perforante la sutura può essere tolta anche dopo 2-3 anni. L'importante è che si continui ad essere efficace e che non dia problemi, altrimenti bisogna toglierla subito.